Postiga, Cicci Tomasa e Placido Chesi. Noi non abbiamo niente da perdere, dobbiamo solo liberarci dalle nostre catene. Sergio ha creato un fulcro, ha catturato il tempo come un pettine e l'ha fatto in maniera veramente sublime in un libro che ti lascia in sospeso, perché riesce a coniugare questi tempi storici con dei campi di congiunzione che sono quasi sempre riferiti alla nostra natura. E quindi da certe bruttezze storiche riesce a sopraelevarci parlando d'acqua, parlando di luminosità, parlando di visioni, parlando di un abbraccio, parlando di una carezza e di un sorriso. Eppure tocca dei temi terribili. Io allora rivolgo la prima domanda all'autore, che è alla mia sinistra: qual è stato il desiderio di mettere per iscritto queste sensazioni intime, soprattutto in vista di un fatto storico? Voi sapete che nel nostro tempo nuragico noi non abbiamo utilizzato la scrittura, ma c'è qualche storico sardo che ritiene che noi la scrittura l'abbiamo proprio rifiutata. Abbiamo usato i segni e i simboli e l'abbiamo rifiutata pensando che la scrittura sia il sostituto avvilente della parola. Noi siamo profondamente una società orale. Allora chiedo a Sergio qual è stato l'impulso che l'ha spinto a buttare giù un romanzo di questo calibro, e soprattutto, vista la nostra società e questa tendenza terribile che viviamo, in cui tutto deve dissolversi, a cosa può servire un romanzo di questo genere oggi? Buonasera a tutti quanti siete. Allora, vi ringrazio ovviamente per essere qui, sono emozionatissimo, spero di dire qualcosa di sensato. Ringrazio Bettina per quello che ha detto sul libro, aiuterà, spero, mi aiuterà a spiegare bene. Allora, io perché ho scritto questo libro? Prima di tutto perché mi piace scrivere, ovviamente. Secondo, che scrivo, mi piace molto, quando posso mi metto lì e scrivo. Perché questo argomento? Perché vivo qui, sono sardo come voi, sono un sardo di ritorno, io sono in Sardegna da 13-14 anni, prima non vivo in Sardegna, e quindi a maggior ragione, come sapete, chi sta fuori sente molto il richiamo. Sono tornato qui per il grande amore per la mia terra, io conosco Villa Simius, non per niente il romanzo è ambientato in buona parte appunto tra Villa Simius e le campagne di Quirra, e quindi so quello che succede qui, come lo sapete tutti, e come non si sta fuori dalla Sardegna. E come lo so attraverso i giornali, di cui non si può sapere, sono articoli di giornali da 10 anni a questa parte, ogni tanto esce un articoletto, ogni tanto una bella pagina, che raccontano quello che succede nel poligono di Quirra. E ho cominciato a cercare, a documentarmi. Si trova tantissimo su internet, abbiamo anche fatto un sito dove abbiamo raccolto tutto quello che si trova in giro, dei video, degli articoli di giornali che si chiama Stato di Quirra, naturalmente. E quindi appunto ho raccolto informazioni, mi sono fatto un'idea, avevo comunque voglia di scrivere una storia, perché al di là di tutto il romanzo deve essere qualche cosa che inizia a leggere e si trascina fino alla fine nel più breve tempo possibile, perché non devi vedere, cioè devi avere la voglia di finire il prima possibile. E quindi ho pensato a una storia, come ha detto Cristina, sono 3 storie che si intrecciano. C'è un motivo perché si intrecciano queste storie. Ce n'è una ambientata nel 1800, a parte l'antefatto che è durante Carlos del 400, fine 400. C'è quella, la storia ambientata a Carbonara nel 1847, dove ovviamente non si parla ancora dei problemi del poligono, però serve, è un pretesto, mi serve anche per poter raccontare, far capire, far sentire i profumi di questa terra, che servono perché devono servire per fare da contrasto con quello che succede dopo. E poi ci sono le 2 storie, quella attuale, del 1999, quindi quando si comincia a sapere di queste cose, quando se ne comincia a parlare e se ne parla ancora poco. E invece quella ambientata nel futuro, nel 2032. Questo è un meccanismo che è usato perché nel 1999 c'è la paura di quello che non si sa, quello che può succedere,
vivendo in questi posti, vivendo a Quirra, iniziano si viene a sapere insomma delle prime malattie, delle prime cose. Nel 2032 è già successo tutto, addirittura il poligamo risulta chiuso, questa è una speranza. E quindi c'è la libertà, tanto è scritto nel futuro, ambientato nel futuro, c'è la libertà di dire tutto quello che è successo, che sicuramente è quello che dal 99 al 2008, quando ho finito di scrivere, un po' di informazioni lo risulterà poi, le informazioni che risultano nel futuro rispetto al 99, ma nel 2032 sono fatti veramente differenti. Quindi questo meccanismo, con tutte le storie che si intrecciano, con un filo che è quello del pettine, ma è quello ovviamente un pretesto, però che aiuta a spostarsi da una parte all'altra, insomma è servito per rendere una storia abbastanza appassionante, insomma, così quello che mi dicono. Comunque la cosa più importante sono i commenti di persone, conoscenti, amici che non sono sardi, che hanno letto il libro, che vivono a Verona, a Roma, in altre città, che non sapevano nulla di quello che succede qui, di cosa succede nel poligono di Quirra, perché l'informazione si ferma nei giornali sardi, e che mi hanno detto molto bene del libro, certo che se quello che c'è scritto è vero c'è da stare poco allegri. Voglio dire a queste persone che è tutto vero, certo c'è fantasia, però quello che succede qui è descritto, quello che è descritto è preso dai articoli dei giornali, e loro non ne hanno idea. Per questo, come ha detto Bettina, facciamo una presentazione a Milano, vediamo un po' se superando il confine del mare magari se ne parla un po', gira questa cosa. È presto, non è servito a granché per adesso. L'abbiamo fatto di mattina per fare una conferenza stampa perché venissero i giornalisti, sono venuti 3-4 giornalisti forse. Non l'ho organizzato io, l'ho organizzato un'agenzia di Milano che si occupa di questo, un ufficio stampa che vive di contatti con i giornalisti. Meno male, siamo in Sardegna però. Quanti giornalisti di giornali non stati ci sono? E quindi è anche vero che poi cosa può succedere? Che scrivono un articolo, questo articolo su un giornale, il giornale è un quotidiano, quindi alla fine della giornata è morto, è la cosa che finisce lì. I romanzi, se ti prendono, ne parli con l'amico, ne discuti, si organizzano delle presentazioni, insomma è un argomento che si riesce a mantenere vivo con più facilità che quello che può succedere con un quotidiano. Quindi io credo molto nella forza dei romanzi come strumento di denuncia, ci credo perché ci sono tanti casi e sono sicuramente un ottimo pretesto per tornare sull'argomento. Parlo del fuori tutte le volte che c'è un'occasione e quindi insomma io spero che chi lo legge e chi lo leggerà potrà apprezzare da una parte la storia ma anche il fatto che insomma quello che lascia la descrizione di quello che succede da queste parti. Certo, voi appunto siete soprattutto di questi posti, quindi conoscete bene. Sarebbe bella una presentazione così in tante città italiane, sarebbe molto bello. Io ci provo perché comunque in giro nelle città italiane ci devo andare, qualcuno mi sta chiamando, soprattutto circoli di sardi che poi comunque fanno girare la notizia, che magari riescono a convincere gli amici perché è una presentazione di un romanzo. Io ci provo, speriamo che serva appunto a far parlare di questo tema, a far riflettere